Buonasera, bentrovati a TV7 Match, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7. Come di consueto una puntata interessante, avremo molti argomenti che tratteremo questa sera, dalla legge elettorale, tratteremo anche di quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle in Parlamento, dei Marò, soprattutto parleremo di lavoro, parleremo del futuro del lavoro nella nostra regione, nel Veneto, ma anche quello che sta accadendo in Italia. Ne parleremo con i nostri ospiti, ma soprattutto con voi da casa, potete interagire con noi mandando i messaggi, telefonando, insomma partecipando attivamente alla nostra trasmissione. Ringrazio gli ospiti che inizio a presentare. Saluto Luca Ruffin di Forza Italia, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera. Saluto il sindaco di Piazzola del PD, Renato Marcon. Buonasera. Grazie Emilio Viaforo, segretario generale della CGIL. Grazie. Saluto Giorgio Santarello, dirigente del settore lavoro della provincia di Padova. Buonasera. Aladino Lorin, presidente SOS Economia Italia. Buonasera. Flavio Pinton del Movimento 5 Stelle. Buonasera. E saluto l'editore nostro, buonasera professor Mano Case. Buonasera. Davvero grazie a tutti di essere con noi. Professore, allora la legge elettorale sembra sia sul punto d'arrivo, mancano dei dettagli insomma più o meno e sembra che questa legge vada in porto facendo arrabbiare i piccoli partitini, perché dicono noi non avremo le preferenze avendo molti voti, perché dicono che chi prende professore il 4% avrà quasi 1,5 milioni di voti, 1,8 milioni, e non avranno la possibilità di avere un loro candidato all'interno del Parlamento. Ecco, come vede questa legge elettorale in prospettiva di questo arrivo, professore? Una decisione bisognava prenderla, è stata presa una decisione molto in fretta, è dubbioso come sia stato condotto a questa trattativa, ma comunque vada, perlomeno avremo una legge elettorale. Non credo che sia il meglio che potevamo pensare e quindi viene privato nuovamente il cittadino della capacità di scegliere indipendentemente dalla volontà dei partiti. Ancora i partiti sono quelli che gestiscono, e soprattutto alcuni partiti, con questa legge elettorale. Quindi diventa difficile riuscire a gestire un'espressione democratica del Paese, ma chi vedrà. Ecco, allora Pinto, voi non siete mica tanto d'accordo, facciamo così, vi faccio vedere così le proiezioni di voto, è un tema che affronteremo rapidamente perché se ne è già discusso e parlato. Queste sono, se si andasse a votare domani, sono di ieri esattamente dell'SVG, guardate, questo è il centro-sinistra, avrebbe un totale di 35,8 col 31,3 del Partito Democratico, SEL avrebbe il 3,5, gli altri partiti di sinistra l'1%, dunque il totale del centro-sinistra avrebbe 35,8, è aumentato rispetto alla settimana scorsa, anzi è diminuito rispetto alla settimana scorsa di 1,5 punti più o meno, non vorrei sbagliare a fare i conti. Andiamo a vedere invece le intenzioni di voto per quanto riguarda il centrodestra. Guardate, qui è spezzettato perché vedete c'è l'Unione di Centro e la Scelta Civica Monte, che il primo pezzo arriva al 3,5% il totale, poi Forza Italia al 21%, il Nuovo Centrodestra 4,2%, Lega Nord 4,7%, Fratelli d'Italia 2,7%, la destra 1,3%, altro partito di centrodestra l'1%, per un totale del centrodestra del 34%, senza tener conto del 3,5% dell'Unione di Centro e della Scelta Civica, perché sommando andrebbe a 37,5%, però è aumentato rispetto alla settimana scorsa, vedete la gente che ha votato il centrodestra. Andiamo a vedere invece gli altri partiti. Il Movimento 5 Stelle ha preso qualcosina, da 21,1 è andato a 21,9, Rifondazione 1,8 da 1,7, Italia dei Valori 0,9 con 0,8, gli altri partiti 2,1, molti gli astenuti, sono sempre una cifra altissima, gli indecisi di astenuti 40,8. Prendetela col beneficio d'inventario questi dati, però noi li facciamo vedere settimanalmente, è per avere un'idea. Non andranno molto lontano, però siccome la differenza, ne parlavamo con il professor Mano Case la settimana scorsa, tra il centrodestra e il centrosinistra è minimo, può succedere di tutto, insomma, quando si andrà davvero. Se ritorniamo nella pagina precedente, chiedo eccolo qui, vedete, tra il centrodestra e il centrosinistra la differenza è minima, quindi Luca Ruffin, credo che bisognerà attendere, insomma, sono dati. Ma ne abbiamo visto l'altra volta che non ci hanno azzeccato, nessuno ci ha azzeccato alla fine, perché un 40% di indecisi, se un 5% va a votare, sconvolge tutti questi dati qua. La cosa che, per rilasciarmi il discorso della legge elettorale, è una via di mezzo, io l'ho chiamato il porcellino più che il porcellone, perché alla fine sì, i collegi saranno più piccoli, è vero, non avremo più collegi a base regionale, ma avremo collegi molto più piccoli, quindi
ci sarà forse più l'individuazione della persona, se le segreterie non saranno pazze da mettere ancora in lista i cosiddetti impresentabili. Perché? Perché a livello regionale un impresentabile della Bassa Padovana non è conosciuto nell'Alta o a Belluno e passa, ma se i collegi saranno piccoli è come essere su un paesino dove tutti sanno tutto, quindi dovranno cercare di mettere quelle persone che sono più rappresentative. Non lo faranno benissimo, perdono i seggi e vince la parte avversaria, quindi questo mi dà un po' di garanzia che queste mini liste da 4, mi sembra 5 quanto sono, siano 5, 6, adesso non mi ricordo, da 6, siano fatte con ottica di catalizzatori, ecco. Poi i famosi impresentabili saranno messi su quei famosi 15 di listino nazionale che è nascosto che nessuno vede. Le preferenze, no, tanto per dire, per chiudere il discorso, io ero uno di quelli che si batteva per le preferenze ancora in tempi non sospetti e addirittura si poteva anche non cambiare il porcellum, cioè lasciarlo com'era, bastava che quei 30 nomi che erano in lista, invece di essere una lista in ordine di elezione in base ai primi che passavano, uno poteva votare, mettere la croce o il nome del 30° tanto quanto era il primo e avevamo risolto i problemi, perché l'incostituzionalità di quella legge era per l'eccessivo premio di maggioranza, ok, perché un voto non potevi portare al 51% dei seggi, però la cosa che ancora qua c'è qualche dubbio di società è che il cittadino non ha la possibilità di esprimere direttamente il proprio candidato. Se il porcellum si prendeva com'era e si metteva preferenze, sarebbe stata una cosa migliore. Certo. Al di là, ripeto, una delle cose che i piccoli partiti sono arrabbiati, perché se andiamo a rivedere quella tabella dicono noi prendiamo più o meno come gli sbarramenti, parla degli sbarramenti, no? Sì, esatto. È giusto, è giustissimo. Io ritengo che sia giustissimo. Vabbè, loro si sono arrabbiati perché dicono noi prendiamo 2 milioni di voti e non siamo rappresentati e non c'è nessuno, perché se non questo, la pagina precedente, per esempio Forza, eccola qui, Fratelli d'Italia, la Lega, hanno l'esperienza Prodi insegna. Perfetto. No, vabbè, abbiamo già detto tutto, cioè abbiamo avuto il più alto numero di sottosegretari e il più alto numero di ministri, perché uno che aveva lo 0, era determinante per. Va bene, però, gli sbarramenti devono esserci. E poi loro dicono noi abbiamo dei milioni di voti, perché se sommiamo la Lega Nord con Fratelli d'Italia, con Nuovo Centrodestra, ci sono parecchi milioni di voti di persone non, come si dice, che non hanno un loro candidato all'interno del Parlamento. Nazionale, ma a livello regionale possono farlo tranquillamente, certo, a livello provinciale possono farlo, a livello comunale possono farlo. Perfetto. Quindi tu sei in proporzione a quello che rappresenti. Non hai la forza per essere presentato a livello nazionale, ma a livello regionale, provinciale e comunale puoi sempre farlo. Io ho detto cosa hanno detto i partiti. La Lega non gliene frega niente nella Roma. Certo, andiamo a vedere i soldoni, andiamo a vedere invece se si fa una norma specifica per farlo andare. Mettono il premio di regionale. No, mettono il fatto che, contrariamente a tutti quanti gli altri, basta avere in 3 regioni una media, una presenza territoriale e vai in Parlamento. Deve avere un partito che ha più voti, però non ce l'ha o ha la stessa quantità di voti, ma è spalmato sul territorio nazionale, rimane fuori dal Parlamento. Deve avere però via fuori il 9% sulle 3 regioni, quindi la Lega ce ne ha, perché ce ne ha. Sto dicendo, ma spalmate siccome va in Parlamento nazionale, va bene, parlo di un altro partito qualsiasi, che magari piglia complessivamente più voti, va bene, rischia di rimanere fuori perché non supera quella soglia. Vediamo il nuovo Parlamento come sarà formato, se queste fossero le intenzioni di voto degli italiani. Andiamo con la tabella successiva, guardate, questo sarebbe il centrodestra, il centrosinistra avrebbe 35,9, avrebbe 340 seggi, attribuiti solo al PD. Il centrodestra avrebbe il 35,4, vedete c'è Forza Italia con il nuovo centrodestra e avrebbe 183 seggi, mentre il
il Movimento 5 Stelle avrebbe 107 seggi, gli altri avrebbero pochi seggi, insomma 0 seggi, perché sono sotto la soglia. Vedete qui poi il centro è l'UDC assieme a Scelta Civica. Questa è la tabella col centrodestra assieme al nuovo centrodestra. Adesso andiamo a vedere, che comprende, come vedete, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Nord, poi UDC e Scelta Civica. Andiamo nella tabella successiva, invece, sempre questa, però il centrodestra senza l'UDC e Scelta Civica, che si metterebbe da parte, avrebbe il 12% di voti, 56 seggi, il centrodestra avrebbe il 29% con 136 seggi, il PD e centrosinistra rimarrebbe inalterato a 340 seggi, come il Movimento 5 Stelle, come gli altri. Quindi la governabilità, professor Manocase, se così fosse, sarebbe tutelata, insomma. Bisogna vedere all'ultimo momento cosa succede. Andare sul pratico, e la campagna elettorale abbiamo visto che spesso viene travolta dai protagonisti e quindi può cambiare tutto. Ma non solo fa guardare il bilancio, in questo caso il centro, stavolta veramente il centro fa il bilancio, perché se quel 5% lì si sposta o con Renzi o con la parte di là, è una scelta, era quello che hanno sempre voluto fare, l'ago del bilancio. L'altra volta non ci sono riuscite. Sto giro veramente, se fanno l'accordo con Renzi, vanno sul primo giro. No, ma c'è un dato, se dovesse essere questa, si dovrebbe andare al secondo turno, perché quell'assegnazione 37,5 bisogna avere appunto, nessuna coalizione raggiungerebbe 37,5, dunque bisognerebbe andare al secondo turno e lì può succedere a quel punto di tutto. No, arrivano al 37,5 se il centro, se il centro va con Renzi, ce la fanno al primo giro con i numeri che hanno 35,9 più cosa hanno il 4. Se lo dice l'ago della bilancia, dice lo fanno sicuramente. Ma anche per non rischiare di essere buttati fuori, di essere da solo, cioè devono per forza mettersi insieme con uno dei due coalizioni per vincere, perché non arrivano, se no è lo sbarramento minimo per correre da soli, no? Però è un Parlamento, diciamo, che avrà 3 partiti, insomma, mi sembra, 3 o 4. Tre blocchi. 3 blocchi, insomma. Perché dentro ci sono sempre i partiti. Ti devo fare una considerazione solo. Certo. Io penso che anche in riferimento ai rilievi di costituzionalità sulla scelta del candidato e via discorrendo, c'era un modo anche più efficace senza i fenomeni degenerativi che possono dare preferenze, perché noi sulle preferenze facemmo un referendum, che era quello di fare invece dei collegi piccoli con le liste bloccate, i collegi uninominali, come ci sono in tanti paesi. Va bene, il collegio è uninominale, dunque tu voti il candidato. Il Mattarello mi sono... No, perché non è solo il Mattarello, in Francia si vota così. E tra l'altro questo qui consente di fare un secondo turno anche, come dire, molto più civile. Ma possiamo dire allora che questa legge elettorale è stata per far fuori il Movimento 5 Stelle, Pintò? Beh, a sentire quello che ha detto il Ministro della Difesa Mauro l'altro giorno da Vespa, sì, l'obiettivo è quello. L'obiettivo adesso è chiaro, il nemico unico del partito unico è il Movimento 5 Stelle, quindi l'intenzione è quella, però mi lasci dire che mi emoziona poco guardare questi grafici e queste proiezioni dei sondaggi. Io ho fatto un gioco l'anno scorso, più o meno in questo periodo, erano gli ultimi giorni di proiezioni e di sondaggi prima delle elezioni politiche e mi sono memorizzato, c'ho ancora quella cartella, posso anche farvela vedere volendo, con tutte le foto e tutte le immagini che riproducevano i sondaggi elettorali prima delle elezioni dell'anno scorso, sondaggi elettorali che è giusto sempre ricordare agli ascoltatori, perché credo che voi già sappiate che sono fatti da aziende private, quindi commissionati, e c'è qualcuno che paga il sondaggio, no? La SVG mi diceva che è l'azienda che ha fatto questo tipo di sondaggio, sappiamo a quale parte politica è vicina. Ma al di là di questo, tornando al discorso... è un'agenzia che... Sì. Tornando al discorso che le dicevo prima, i sondaggi di gennaio dell'anno scorso, quindi a un mese prima delle elezioni, davano, ad esempio, lo rappresento questa sera, il Movimento 5 Stelle, quando andava male, alla parità con Monti intorno all'11-12%. Quando andava bene, ricordo l'ultimo sondaggio che fece Agorà, credo, dava il Movimento 5 Stelle al 17-18%. Noi sapevamo che non era così, perché sappiamo benissimo che l'informazione di regime fa quello che deve fare per cercare di orientare
gli elettori che non seguono pensavate direttamente. Di raggiungere 25, Pinto? No, noi pensavamo noi nel Veneto qui abbiamo raggiunto anche molto di più, abbiamo fatto anche il 30. Tutta Italia io. Sì, no, noi eravamo, cioè i dati li sappiamo perché poi i sondaggi chi li fa ha i dati reali, non ha i dati che vengono pubblicati, quindi in qualche modo le informazioni arrivano. Però voglio dire, quando vediamo questi numeri teniamoci sempre in mente che sono numeri falsati dall'obiettivo che si vuole raggiungere quando si danno queste informazioni, e cioè pilotare il consenso o comunque pilotare il voto degli elettori, diciamo, indecisi o non attenti verso una parte o verso l'altra. Detto questo, guardando la legge elettorale, io dico, si sono messi in due signori, uno neanche più in Parlamento per motivi che tutti sappiamo, e hanno deciso questa legge elettorale, una legge elettorale che deve essere rifatta perché quella precedente è stata giudicata incostituzionale, e quella che rimane, che sarebbe praticabile da subito, non piace, diciamo, a questi partiti. E allora hanno fatto una legge elettorale, o perlomeno cercano di farla, perché poi devono comunque andare in Parlamento e poi sappiamo come va a finire con questi partiti qua. Questa legge elettorale nuova prevede i parlamentari nominati dalle segreterie dei partiti, ed era quella che prevedeva anche la legge elettorale giudicata incostituzionale. Prevede le coalizioni, ed è quello che prevedeva anche la precedente legge elettorale. Quindi quando parliamo di partitini che non sono rappresentati in Parlamento se non superano la soglia del 4, 5, 3,5, quello che verrà deciso, sappiamo bene che poi fatta la legge, trovato un inganno, come si dice, poi si mettono d'accordo, entrano in coalizione, avranno un partito, un simbolo unico, poi entrano in Parlamento, si dividono, fondano gruppi a parte, ricevono il finanziamento per questo, si dividono. Ricordiamo sempre, perché è giusto ricordarlo agli ascoltatori, a voi no, che per esempio le coalizioni che si sono presentate alle ultime elezioni politiche prevedevano il PDL che insieme con la Lega erano tutti insieme, dall'altra parte c'era SEL e il PD, poi hanno fatto gruppi diversi, uno fa finta di fare opposizione da sinistra, uno fa finta di fare opposizione da destra, quindi si trova la soluzione. E poi, finisco, ripeto, ci sono i parlamentari nominati ancora dalle segreterie, ci sono le coalizioni, quindi voglio dire, cosa cambia rispetto a... non cambia assolutamente nulla. In un paese dove ci sono... Sono curioso di sapere, i vostri chi li sceglie? I nostri? I vostri che avete attualmente in Parlamento non sono pure nominati? No. Le posso assicurare, avendo curato, se per esempio l'hanno scelto 100 persone, perché questo è stato per esempio dove ho votato io, nel mio collegio, che qui la lista che è stata sottoposta al popolo dei cittadini, 100 nominati, perché pure il PD dice, ma io ho fatto le primarie per scegliere i parlamentari, cioè quanto hanno votato per quella cosa lì? Cioè evitiamo di fare... Io penso che a me non interessa molto, perché faccio il sindacalista di professione, e sarebbe forse il caso di avere un bagno di serietà. Siccome si affronta, io penso che si sta perdendo anche troppo tempo a discutere questo mentre il paese va a catafascio. Detto questo, forse bisognerebbe avere più il senso della misura. Lo dico anche rispetto, perché a me per esempio questa riforma non piace eccessivamente, perché trovo... Certo, bisogna razionalizzare, evitare la frantumazione, ma non si può nemmeno pensare che con una legge tu elimini anche, come dire, milioni di cittadini dalla rappresentanza, perché tu indebolisci le istituzioni, la credibilità delle istituzioni. Poi non mi interessa le varie... C'è un problema di identità. Negli altri paesi questa cosa qui la superano, perché c'è un primo turno che assicura una quota di proporzionalità e di visibilità a tutti, e poi c'è il turno che assicura il governo. Prego Pinto, poi... Sì, per chiudere, solamente per chiudere, che poi dicevo che questa legge elettorale prevede anche il premio maggioranza, la prevedeva anche l'altra, quindi diciamo siamo lì. Una brevissima risposta: i parlamentari non sono stati nominati dalla segreteria di partito, primo perché non abbiamo una segreteria, secondo perché non siamo un partito. I candidati sono stati scelti tra una rosa ampissima che avevano determinate caratteristiche, sono stati
stati votati Senti, online. l'avete chiesto Per a mio quanto figlio riguarda... che non si è mai occupato di politica solo Io non perché so era se amico Sofia- di chi teneva il blog, dai. No, assolutamente non è no, possibile. Lei, guardi, se porto afferma un'esperienza. questo, afferma una cosa inesatta e la devo No, correggere. posso Hanno confermare partecipato... o anche come si chiama. Vabbè, allora significa che suo figlio si era iscritto al portale del Movimento 5 No, Stelle. era e amico, aveva era mandato- stato allievo del professore Vabbè, Morre. possiamo dire la qualsiasi, però bisogna sapere quello che si dice. No, lo dico dicevo, con cognizione di causa. Però Però detto questo, chiedo per brevità, chiudere, volevo sì. dire, noi proporremo in Parlamento un'altra alternativa di proposta di legge elettorale, che è quella che sta venendo fuori dalle consultazioni sempre online. Probabilmente il figlio del suo amico o il suo amico del figlio potrà partecipare lo stesso a questo tipo di consultazione. quello lì fa il parlamentare. Abbiamo già fatto due step. La prima scelta che ci è stata posta, che ci è stata fatta decidere, è stata la scelta tra proporzionale e maggioritario. La maggioranza di chi ha votato ha scelto il proporzionale. Il secondo step si trattava di decidere il tipo di collegi. Avevamo di fronte tre scelte: l'uninominale, il collegio uninominale, il collegio nazionale unico, il collegio intermedio. Hanno vinto quelli che hanno votato il collegio intermedio. Avremo altri 3-4 step, poi saremo pronti a presentarla. Detto questo, dico un'unica cosa però, che manca da questa discussione, la introduco io, un elemento secondo me fondamentale per far sì che il Paese diventa governabile, che è legato parzialmente alla legge elettorale. E cioè a dire, io sono convinto che qualsiasi legge elettorale che non prevede che il parlamentare che viene eletto rispetti il mandato elettorale, rispetti i cittadini che l'hanno eletto e ha la libertà di entrare in Parlamento e di cambiare idea perché la cambia o per altri motivi che non ci mettiamo la malizia, questo tipo di impostazione, che non c'è in nessuna legge elettorale che abbiamo sin qui discusso, prevede il fatto che poi le maggioranze comunque possano variare e quindi la governabilità è discutibile. La domanda mi sembra abbastanza banale, che le pongo però costituzionale. Via fora chiedo sì, davvero... lo so, ma la Costituzione si può modificare se ci si mette d'accordo. Dunque, una volta si fa riferimento alla Costituzione, cioè quando uno è eletto non appartiene più, cioè rappresenta anche me. Cioè la funzione, lo dico proprio per fatti istituzionali, come qui abbiamo persone che fanno i sindaci, no? Hanno superato e poi amministrano e devono rappresentare, amministrano anche per quelli che non hanno votato. Cioè, e c'è il fatto che il parlamentare non deve rispondere al capo di turno che sta magari fuori dal Parlamento, come avviene per esempio attualmente col PD, no? Cioè abbiamo uno da fuori con tutti e tre. Noi abbiamo una visione che il parlamentare risponde ai cittadini. No, mi fa finire. Risponde al popolo. Non a quelli che sono iscritti in un partito politico o in un'associazione, ma agli italiani in quanto tali. Nel nome del popolo italiano. Vabbè, staremo a vedere, perché davvero, avendo molti argomenti, giusto, devo perché sennò così essere, basterebbe fare un Parlamento di 10 persone. Via fora alla blocco. Volevo dire, Mi Pinto, in un popolo dove chi va a votare divide l'Italia in tre parti, esistono anche purtroppo, che uno voglia o no, gli accordi. Magari se anche voi nel periodo giusto facevate un accordo, potevate voi decidere come fare la legge elettorale, fra le tante altre cose. Non era da sottovalutare nemmeno questa ipotesi. Invece voi siete andati avanti per la vostra strada, giusta o sbagliata che quella che abbiamo promesso agli elettori. Quella che avete promesso agli elettori. È stata una settimana turbolenta per il Movimento 5 Stelle in Parlamento questa settimana. Vi siete un po' violenta, un po'. Beppe Grillo è andato oggi a Roma, si è complimentato, ha detto che saranno un nuovo gruppo, quasi, non dico eversivo, ma quasi ha detto: continuate pure su questa falsariga, andate in Parlamento, arrabbiatevi, fatevi vedere. È giusto tutto quello che state facendo, Pinto. Se andiamo a vedere le immagini anche della settimana, che poi tutto è nato, e tra poco spiegheremo il perché. È nato perché la Boldrini non ha fatto per l'accordo tra la banca e per via dell'IMO. Dopo spiegheremo tutto per bene. E allora è andato tutto bene, è andato tutto a posto questo ragionamento che avete fatto questa settimana, Pinto? Sì, piccola correzione. Grillo non ha affatto detto che siamo un gruppo eversivo. No, non ha detto gruppo e non eversivo. Lo siamo. Se avesse detto questo non saremmo stati d'accordo in tanti. Ha detto andiamo e va bene. Ha detto che siamo la nuova resistenza. Esatto. Ed è ben diverso, ed è una cosa che io personalmente e con me tantissimi attivisti condividiamo da tempo, ed è il motivo principale per cui vedere in Parlamento queste cose. Possiamo anche, c'è l'audio e sottofondo, perché è davvero, anche credo per il popolo italiano che è increscioso, vedere in Parlamento che succedono queste cose qui, davvero, al di là di tutto. Cioè, io credo che questo luogo dovrebbe essere
essere il luogo dove dovrebbe nascere l'Italia e con dove le dovrebbero istituzioni. essere rispettate le leggi e le forze politiche. L'unificazione civica. Certo, a partire dalla Boldrini. Boldrini ha applicato il regolamento parlamentare. Non l'ha fatto. Come no? Vabbè, prego, allora diceva poi... No, tra l'altro mi viene in mente una cosa, se stiamo parlando dell'orgoglio del Movimento 5 Stelle, io non ho fatto una cosa prima e quindi la devo fare perché ci sono tanti momenti, diciamo, di una persona che si impegna, che fa qualcosa che ritiene opportuno o meno, insomma, io lo ritengo opportuno, di impegnarsi per un movimento, e diciamo che nella mia storia recente di impegno come Movimento 5 Stelle sono sempre stato, diciamo, orgoglioso del movimento, però questi giorni sono giorni nei quali veramente ti senti, diciamo, riesci ad emozionarti ancora. Io ho 50 anni, quindi non pensavo che per un'idea, che per un principio riuscissi ancora ad avere il cuore che batte forte. Quando vedo queste immagini, quando vedo questi amici che si sono comportati in questo modo, che stanno lottando per portare qualcosa di nuovo, per portare cambiamento, per risolvere problemi che indubbiamente tutti i cittadini sanno che abbiamo, quando vedo queste scene io veramente sono orgoglioso di far parte del Movimento 5 Stelle, quindi davvero felicissimo. Io ho telefonato a quelli che conosco, che sono diversi, ci siamo sentiti, loro erano abbattuti, diciamo, per quello che era successo. Boldrini, scusi Pietro, la Boldrini, sì, ho fatto questa scelta, perché se non avessi fatto così gli italiani avrebbero dovuto pagare la seconda rata dell'IMU. E questa è una delle tante cose che sono state dette in TV, che lei ripete, che scrivono i giornali e che è frutto del puro regime. Esatto. Anzi, a proposito, la Boldrini non si è ancora espressa su quel fatto che non so se si è visto da queste immagini che qualche piccola TV ha fatto vedere al rallentatore, cioè l'incredibile errore che ha commesso la nostra parlamentare nel scaraventare il proprio volto sulla mano del parlamentare di Scelta Civica D'Ambroso, nel senso che è stata schiaffeggiata. Ecco, Boldrini non ha ancora detto niente perché evidentemente abbiamo sbagliato noi. La Boldrini, i giornali, le TV, il regime in pratica ha detto che non approvando questa cosa d'urgenza gli italiani avrebbero pagato l'IMU. La seconda rata. La seconda rata dell'IMU, sì. Intanto questo accade perché all'interno di questo calderone è stato buttato dentro sta cosa dell'IMU, ma quel calderone parlava di ben altro ed è il motivo per cui sono successe quelle cose, quella protesta, ed è il motivo per cui la Boldrini ha usato un'arma che tutti chiamano la ghigliottina, mai usata sin qui nella storia repubblicana, e cioè ha tolto la parola all'opposizione, all'unica opposizione che c'è in Parlamento, ha tolto la parola a un movimento politico che è la prima forza politica in Italia. Ha tolto la parola. Questo è un atto gravissimo, drammaticamente grave, antidemocratico, vicino alla dittatura. Il motivo che ha reagito il Movimento 5 Stelle è questo. Il motivo per cui abbiamo protestato è perché dentro quel decreto che è stato approvato d'urgenza non c'era il discorso dell'IMU. Se fosse stato per quello, noi abbiamo dichiarato più volte che l'avremmo votato. Il giorno dopo, in 5 minuti, si riproponeva in Parlamento il discorso dell'IMU e veniva approvato. Il decreto Salva Roma non era stato approvato per il discorso dei tempi, il giorno dopo era stato riproposto, tutto risolto. Se lo fanno loro, è che l'IMU è stato il cosiddetto spray urticante che viene spruzzato negli occhi, ti annebbia la vista e non vedi cosa in quel momento ti succede intorno, facciamo così, e cioè il discorso delle banche, e cioè i 7,5 miliardi di ricapitalizzazione della Banca d'Italia. Perfetto. Di questo ne hanno parlato pochino. Ne abbiamo parlato diciamo. Noi, avevamo ospite il sottosegretario Baretta del PD, la data, se non mi sfugge, era verso novembre. Dicembre, ecco, fine novembre, primi dicembre. E noi avevamo preparato una tabella che adesso il professor Manocase spiegherà attentamente, proprio in funzione di come usavano le banche. Allora, se la regia c'era il supporto, professor Manocase, andiamo a analizzare noi questa tabella, che adesso vedete queste tabelle, le aveva preparate il professor Manocase esattamente a dicembre, quando è venuto il sottosegretario, e adesso ve ne spiegherà dove andavano a finire tutti i soldi che arrivavano dalla BCE e che andavano alla banca. Prego, professore. Ma questa è la spiegazione del meccanismo per cui quando la gente pensa a Banca d'Italia pensa che sia la banca dello Stato, la banca dei cittadini, la banca di tutti. In realtà la Banca d'Italia è controllata dalle banche private e quindi
da una parte la Banca d'Italia controlla le banche, una parte, e dall'altra parte le banche controllano la Banca d'Italia al 100%. Questo meccanismo è un meccanismo discretamente perverso, ma quello che fa scattare il fatto che è successo l'altro giorno, vediamo la successiva. Andiamo nella tabella 2, eccola qui. Ecco, la Banca d'Italia controlla soprattutto due banche, Intesa e Unicredit, che hanno a loro volta, per la legge dello scambio azionario, il 64,62% della Banca d'Italia. Allora cosa succede? Succede nel terzo schema. Vediamo la terza videata, eccolo qui. Che la Banca d'Italia, essendo posseduta dall'Intesa Unicredit e viceversa, la Banca d'Italia a un certo punto ha un tesoretto nella pancia e viene rivalutato questo tesoretto e viene portato da 400 milioni, mi pare, a 7 miliardi e qualcosa. 300, ecco. Sì, perché questo schema è stato fatto qualche mese fa, quindi avevamo ancora i dati esatti. A dicembre. Ecco. Naturalmente, per una legge, le banche non possono avere più del 5% della Banca d'Italia, in questo caso invece Banca Intesa e Unicredit sono le maggiori azioniste, quindi potrebbero pilotare la Banca d'Italia, cosa che non è fattibile. Tra quello che hanno loro e quello che rimane, che non possono tenere, il 54,62%, che queste quote vengono rivendute alla Banca d'Italia che le compra. Nella fase successiva. Vediamo la tabella, credo sia l'ultima, eccola qua. Ecco. Allora, in questa operazione naturalmente le banche, perché c'è un aumento del valore del capitale, queste banche hanno un surplus che dovrebbe essere tassato di 900 milioni. In realtà c'è una detassazione per il 50% che corrisponde grosso modo alla seconda rata dell'IMU. E abbiamo l'ultima, professore, sì. Eccola qui. Allora, Banca d'Italia vende le quote alla BCE, che paga queste quote alla Banca d'Italia e che naturalmente poi le distribuisce a tutte l'azionariato. Chi ha meno del 5% non riceve nulla, però si porta in pancia un capitale, una ricapitalizzazione della banca molto importante. Questo è stato fatto perché le banche italiane sono estremamente deboli rispetto alle banche europee, perché le banche della Germania sono state ricapitalizzate con altri meccanismi molto più furbi e molto più complessi. Questa invece è stata fatta una cosa alla luce del sole e quindi la ricapitalizzazione delle banche era necessaria perché in questo momento la BCE sta mandando i controlli nelle banche italiane per vedere se il capitale e i movimenti che fanno queste banche sono idonei alla capacità, diciamo, di liquidità che hanno. Se non facevano questo noi pochissimi idonei. No, non passava, le banche italiane non sarebbero passate al vaglio, nessuno. Quindi questo non c'è dubbio, ma questo fa parte di tutto un meccanismo che va ripensato, però in questo momento dei cittadini italiani sono stati privati di 7-8 miliardi di euro e regalati alle banche per salvarle. L'ennesimo salvataggio, come ha fatto Draghi l'altra volta, quindi ha tirato fuori un 127 miliardi, mi pare, per salvare le banche. La cosa che lascia sorpreso è che queste banche che si sono ingrassate, continuano a ingrassarsi col capitale europeo e con la Banca d'Italia, non è che hanno detto allora di questo metodo di capitale un 10-20% lo diamo alle aziende ecco, che per sviluppare il paese. Addirittura sono andate detassate e quindi in realtà lo Stato introita meno. Lo Stato introita meno e quindi i cittadini il prossimo giro saranno ritassati, perché se lo Stato aveva $500 miliardi in tasca in più, non c'era questa ansia dei cittadini dello Stato andare in cerca nella tasca dei cittadini. Col minimo. Ecco spiegato il motivo per cui certo, il Movimento 5 Stelle si è arrabbiato. A conclusione, anche perché, scusa, anche perché la gente deve capire, la domanda che le pongo sul ragionamento che lei ha fatto vedere, e nessun partito è insorto e ha contestato 5 Stelle che... sì, che non è un partito. È un arrivato. Vabbè, no, partito, il movimento, scusi, ma i partiti dico, il PD, o sono tutti intralazzati che va bene salvare le banche perché sennò come tutti dicono... No, attenzione, salvo 5 Stelle
e i partiti piccoli, tutti gli altri hanno una banca da salvare. Gli altri partiti hanno una banca da salvare, da Forza Italia a PD e tutto il resto. Sappiamo che ci sono delle banche che sono tenute da alcuni, diciamo non direttamente, ma comunque fanno parte di un gruppo che sostiene un determinato tipo di azionariato e un certo tipo di capitale bancario. Che fosse indispensabile non c'è dubbio, ma credo che partendo per tempo, questo fa parte della confusione che viene fatta spesso in Parlamento, partendo per tempo e studiando un altro sistema, probabilmente si poteva anche trovare. È molto facile aumentare il capitale di botto, perché dice la Banca d'Italia che posseduta è sottocapitalizzata, quindi la portiamo a 15 volte il capitale originale. Chi è che mette i soldi? Ci rimettono chiaramente i cittadini. Certo. E dice, nonostante le banche abbiano preso il denaro, quindi siano abbondantemente ricapitalizzate, non pagano le tasse. Però i cittadini l'altro ieri hanno pagato il minimo. Cioè, ma c'è qualcosa che non funziona. Ma è vero il ragionamento che dicono professore tutti quanti? È un po' contorta la cosa, no? Sì. Bisogna salvare le banche, altrimenti salta il sistema Italia? No, bisogna salvare un altro tipo di banca con un altro criterio. Non possiamo andare avanti in questa maniera. Cioè abbiamo un governo, credo che governi poco, che non sia attento e presente a tutto quello che sta succedendo, perché chiaramente oggi siamo alla resa di conti di 20 anni di situazioni esasperate e quindi è difficile per una persona, io mi metto nella posizione del Presidente del Consiglio per un attimo, a risolvere d'emblée una situazione di questo genere dove la Merkel sarebbe contenta, penso, di vedere stracciate le banche italiane, quindi non hanno la capacità di andare in Europa. Le imprese e anche le banche italiane. Sì, è quello che invece c'è una dicotomia, e poi ne parleremo eventualmente, tra il capitale italiano, quindi le banche italiane, e invece le imprese. Per cui le imprese non hanno più interesse a restare in Italia, perché sta cambiando il sistema, ed è un sistema, l'abbiamo messo nel titolo, capital comunismo, cioè il capitalismo assieme al comunismo sta determinando questa evoluzione dell'economia che sta andando in una determinata maniera. Il massimo dei sistemi è quello cinese, che sono chiaramente comunisti, ma nello stesso tempo rappresentano una forma di capitalismo esasperato che sta distruggendo l'economia dell'occidentale. Bene, allora, prima di parlare di lavoro, come avete sentito il titolo della puntata è Capital Socialismo, poi andremo ad analizzarlo. L'ultimo argomento che andremo a intaccare stasera, perché è un argomento che se ne parla e che l'Italia non ne ha fatto una bella figura, è quei due poveri cristi che sono in India e che non sono tutelati dal nostro via fora, vedo che scuote la testa, è vero o no? Che sono lì e non sono tutelati dalla nostra politica, perché non hanno fatto un lavoro come avrebbero dovuto fare. Tant'è che si dice che oggi, e anche oggi sul Fatto Quotidiano, non so se abbiamo la pagina, si dice che l'India vuole dei soldini, insomma, per liberare i nostri due marò, insomma, e lasciarli ritornare inItalia. Come vede la situazione? C'era qualche elicottero di mezzo, no? Posso fare una considerazione? Io ho trovato eccessivo anche il modo, lo dico in termini critici, anche rispetto al modo come il Presidente della Repubblica ha trattato questi, cioè eroi, eccetera, eccetera. Lì si tratta di capire bene che cosa è successo, perché le cose non sono molto chiare. Io penso che bisogna salvaguardare, c'è bisogno che ci sia un tribunale internazionale, perché se diviene un problema tra India e Italia, naturalmente è solo un mercanteggiamento in termini non sul diritto, ma sul che cosa ci guadagna e che cosa ci perde. Perché io sono convinto della assoluta innocenza dei marò, però non può essere un atto di fede perché sono italiano, perché vorrei vedere a parti invertite un caso, per esempio, che succede sulle coste italiane. Cioè, c'è il diritto internazionale che dovrebbe regolare queste cose e bisognerebbe chiamare l'India non tanto a dire date i marò e noi vi diamo, eccetera, eccetera, ma chiamare la comunità internazionale perché ci sia, come dire, il Tribunale internazionale che valuta sia la competenza territoriale e soprattutto, come dire, l'accertamento della verità e della realtà, perché può essere avvenuto, io non penso che c'è stato un atto volontario per cui
sono solidale con le famiglie e con i nostri cittadini che sono lì, che rischiano, tra l'altro, moltissimo. Sì, ma bisogna provare che siano sono passati 2 anni e devono ancora adesso provare, invece insomma. siamo tra innocentisti, come io sono convinto dell'assoluta innocenza, e colpevolisti, ma sulla base dell'appartenenza nazionale. Non lo siamo sulla base, come dire, di punta di diritto, come dire, terzo, di un'autorità che giudica queste cose. Io penso che il governo anche su questo ha commesso una serie di errori. Di leggerezze, perlomeno per quanto poco di leggerezze. Errori, io parlo proprio di errori anche gravi. L'Italia si è messa in una condizione veramente perché anche di quello che si diceva, quando gli è stato dato la possibilità di venire a passare le vacanze qui, non bisognava farle ripartire, è la furbizia italiana, perché allora avrebbero fatto bene a non farle nemmeno venire. Cioè, voglio dire, o si parla di Stato di diritto, va bene, o si parla invece di opportunità politiche, di altre questioni. Sì, esiste anche la furbizia americana, però, per esempio, nel senso sì, che quando noi glieli diamo lo fanno sempre. Sì, ma voglio dire, ma oggi per esempio, non so, c'è una notizia che non ha fatto scalpore, e finalmente viene fuori dopo quanti anni che ad Ustica non c'era nessuna esercitazione, per cui, come dire, è stato volontariamente, come dire, abbattuto, eccetera. Finalmente parla il controllore. I radar non avevano è possibile che un marcatura. paese che non riesce a dire la verità sulle stragi, su abbattimenti di aerei, ogni volta c'è questo mistero che copre che cosa? Una scarsa considerazione, come dire, di essere rispettosi di uno Stato di diritto e di una trasparenza nell'esercizio dei diritti. Ecco perché si litiga però sull'amministrazione della giustizia. Che Marco e anche gli altri, Cosa? il vero dato di fatto è che la politica italiana in questa situazione con i due Marò non è che abbia avuto una fermezza di dire o è così o è pomì, insomma, cioè dobbiamo interrompere i rapporti con l'India, dobbiamo essere più decisi. Abbiamo un po' tergiversato, tant'è che molti a livello di politica, specialmente Fratelli d'Italia, fra questi sono molti arrabbiati col comportamento della Bonino e della Farnesina. Al di là della vicenda dei Fratelli d'Italia, sicuramente per come, voglio dire, per la figura che abbiamo fatto a livello internazionale, il tutto è un po' figlio della considerazione di cui oggi l'Italia gode a livello internazionale, che non è senz'altro, no, ai massimi storici. Su questo credo dobbiamo essere onesti. Questa stessa vicenda sin dall'inizio non è stata gestita al meglio. Io condivido il taglio del ragionamento di Viafora. Non può essere mercanteggiato Italia-India questa vicenda. Dobbiamo richiamare concetti di diritto internazionale e che ci sia un ente terzo che entra nel merito della questione, perché se altrimenti una vicenda di diritto, una vicenda gestita con un paese dove peraltro ancora c'è la pena di morte, mentre noi siamo contro la pena di morte, viene gestita come una questione di scambio commerciale, voglio dire, siamo su due registri totalmente diversi, quindi effettivamente, almeno questa è la mia opinione, la cosa non è stata gestita al meglio sin dall'inizio. Comunque la situazione è questa, l'errore madornale è stato quello di accettare di uscire dalla rotta delle acque internazionali, perché se la nave restava lì nessuno andava a toccarli. Quindi lì è stato un errore madornale, non so come siano stati convinti o che garanzia abbiano avuto, perché nel momento in cui tu con la nave dalle acque internazionali esci e sei sul territorio indiano, arrivi sul porto, lì tu perdi tutto quello che sono i tuoi diritti internazionali. Poi noi sappiamo che dentro la nave c'è uno, nel momento, voglio dire, sei su acque non più internazionali, quindi di fatto già lì hai una debolezza. La cosa, bisognava star fermi in mezzo all'oceano, fermi lì, chiamare, vedere che intervenissero alte istituzioni internazionali e vedere della cosa da risolverlo lì. Nel momento in cui ti sposti hai perso una serie di cose. Poi sono capitati a cavallo tra il governo Monti e il nuovo governo, e quindi anche l'ambasciatore e il ministro dell'epoca degli esteri ha fatto veramente
più danno che altro, sottovalutando, perché questa è stata una cosa che è stata sottovalutata fin dal primo momento, non è stata presa subito di petto in maniera tale da dargli una risposta, è stata sottovalutata come dire è un incidente diplomatico, troviamo una soluzione. Ci saranno le elezioni in India ecco. del governo, ci saranno anche in Italia e la situazione non troverà una conclusione. L'altra cosa che è stata, difatti inizialmente era stata risolta come indennizziamo la famiglia, sono pescatori, sono 4 poveracci, eccetera. Esatto. Non sapendo però che l'India è fatta da tante tribù, no? e diverse, con etnie diverse, e c'erano le elezioni, quindi una cosa del genere viene vista come una debolezza dello Stato che, soprattutto in questa fase così delicata per loro, hanno deciso invece di prendere questa linea dura per far vedere insomma la forza e la giustizia indiana. L'altra cosa che amareggia è proprio, come diceva prima il sindaco, è proprio quella di far vedere quanto poco conta l'Italia a livello internazionale. Sì, questa è una cosa la cosa drammatica, secondo me, e anche questo è un esempio eclatante per far capire come siamo messi in questo paese, è che comunque 2 soldati stanno pagando in maniera clamorosa, 2 soldati con 2 famiglie, che erano lì per fare comunque un adempimento di consegna che gli era stato dato, per cui loro svolgevano un ruolo che gli era stato dato come militari, stanno pagando quella che è la debolezza della politica italiana. Loro stanno pagando questo, come sta pagando il paese, io parlo da cittadino, quella debolezza della politica italiana che non sa dare risultati e risposte ai bisogni dei cittadini. Questa è la cosa clamorosa. Per cui poi se andiamo ad analizzare, come diceva bene lui un attimo fa, qui c'è una serie di cose sbagliate fin dall'inizio, una serie di leggerezze che per uno Stato come l'Italia non dovrebbero mai essere successe, ma fin dall'inizio in acque territoriali uno sta lì e aspetta che le cose si sistemino. Sicuramente una nave americana uno sbaglio così non l'avrebbe mai fatto. Ricordo a tutti quanti, ad esempio, il caso che abbiamo avuto qui in Italia della famosa funivia battuta, i 2 soldati americani sono tornati a casa tranquillamente immediatamente e processati lì. E questo si sarebbe dovuto fare, ma esatto. Anche loro stanno pagando la debolezza di una politica che è lì, farraginosa e non sa esattamente cosa deve fare, figlia della confusione più totale, dappertutto, legge elettorale, risposte, banche, e credo che qualche risposta bisogna darla, continuare su questo clima qui, insomma, non credo che si vada lontano. Diceva prima Rofì che era un problema anche perché c'è stato il cambiamento del governo da Monti, praticamente Berlusconi è stato per Monti, può essere stata la causa che non... No, assolutamente, perché Ustica è la stessa cosa, è la stessa identica cosa, perché ancora adesso, oggi è comparso un'intervista con uno dei radaristi che finalmente ha avuto il coraggio di parlare, perché c'è successo a quell'epoca che un altro radarista ha incominciato a parlare ed è morto e poi si è impiccato. Si è impiccato. Dice, porca miseria che cattivo che sono, si è impiccato da solo in Sardegna e quindi chiaramente i suoi colleghi di lavoro si sono ben guardati dal parlare ulteriormente. Adesso il tempo è passato, ne è passato talmente tanto, parliamo di 34 anni, e quindi c'è più coraggio nel parlare. Peraltro questo radarista ha un contenzioso con lo Stato perché non gli vengono pagate e riconosciute tutta una serie di prebende, di cose che gli spetterebbero. E quindi è un po' una vendetta, ecco, se non ci fosse la vendetta probabilmente manco parlava. E siamo a questo punto. La Shalabayeva, mi pare, no? È la stessa cosa. Abbiamo venduto una persona che era in Italia, l'abbiamo venduta perché viene prima il petrolio della persona. Bravo. Allora gli americani hanno un altro criterio. Gli americani sono i più grandi studiosi dell'impero romano, perché da questo cercano di evitare tutti gli errori che l'impero romano ha fatto. No, il principio dell'impero era ego romano sum, io sono romano, non sono toccabile, solo la legge romana mi può giudicare. È quello che fanno normalmente gli americani. Noi invece, addirittura, questo è l'errore del comandante della nave che si è fermato, poi è tornato indietro, ma sicuramente se veniva un ordine da parte della Farnesina in quel momento che si rendeva conto di quello che stava succedendo, stavano fermi o addirittura se ne andavano, perché nessuno manda a fondo una nave di quella portata. Di conseguenza, ecco, seconda cosa, siamo in acque internazionali,
il fatto è successo in acque internazionali. Diritto internazionale. I Marò sono lì per difendere la nave perché c'è una pirateria continua e costante nei confronti delle navi e sappiamo il perché. Accordi internazionali. Accordi internazionali, quindi Stato. tutto il mondo sa che c'è questa cosa qua. Ci sono una serie di barche che si avvicinano a questa nave, quindi probabilmente sono allarmati e hanno il dovere, perché hanno un ingaggio e l'ingaggio parla chiaro, se all'alto là non si fermano, continuano a avvicinarli, hanno diritto di sparare. In quel momento nessuno può dire se erano a 1 miglio, 2 miglia o 500 metri, però sta di fatto che è successo. Ma questo, siccome sono in acque territoriali, per il diritto perlomeno viene giudicato da un tribunale internazionale. L'altro aspetto ancora, che siccome è su una nave italiana, va bene, quindi a maggior ragione vengono arrestati, no? Se questo è il dubbio, trattenuti e giudicati da un tribunale militare italiano. Credo che sia la cosa più semplice di questo mondo. Ma attenzione, noi abbiamo messo nel governo Monti degli incompetenti, non incapaci, incompetenti, cioè di fronte a una situazione di questo genere nessuno si è preso la briga di decidere questo piuttosto che quello. È quello che sta succedendo in molti altri casi. Quindi l'Italia, allora, se parliamo di diritto poi, perché non stiamo parlando del diritto americano, che sicuramente è un diritto diverso dal nostro, è un diritto reale. Il nostro invece è un diritto un po' più, diciamo, scritto e quindi bisogna applicarlo dopo. L'India non è un paese dove la democrazia, uno stato di sia un esempio. Un esempio dice, ma hanno rotto un equilibrio, è giusto che perché l'altro giorno hanno violentato una ragazza piuttosto che hanno fatto Per delle sentenza cose, eccetera. ha dato Sì. la sentenza ha detto violentate. Cioè il giudice di questa fazione perché meritava di essere violentata di massa. In India il diritto è il contrario del rovescio, non è un principio giuridico. Quindi andiamo a discutere per fare con che... anche per quelli che perché i nostri militari, cioè, erano lì, hanno adempiuto, eccetera, eccetera, ma anche per quelli che sono morti perché c'è stata magari, ma non si saranno fermati all'alto là, eccetera, eccetera, però l'unica cosa certa è che non era una nave pirata, cioè, dunque bisognerebbe garantire tutte e due, da una parte i nostri e dall'altro le famiglie di questi poverati. Dopo la pubblicità poi andremo a parlare di lavoro. Sacrificati Sì, tutti e due alla politica. volevo fare una chiusa rispetto a tutto quello che ho sentito fino adesso. Mi pare che il sunto è che quasi tutti siamo d'accordo nel dire che è stata mal gestita la situazione, no? Ma quando si dice mal gestita, si dice che l'Italia ha gestito male la cosa, però l'Italia non è una cosa astratta, l'Italia è un governo, l'Italia sono dei ministri, l'Italia sono delle persone che decidono, che hanno capacità decisionale. Allora io vorrei far notare che questa incapacità, questa incompetenza, poco fa il professore lo diceva, è accaduta nel momento in cui c'era al governo Monti e c'erano al governo la massima espressione delle forze politiche, quanto di meglio l'Italia delle forze politiche poteva esprimere in quel momento. Il governo era appoggiato da Berlusconi ed era appoggiato dal Partito Democratico ed era appoggiato dal centro. Quindi io dico quanto di peggio l'Italia può proporre dal punto di vista politico, loro invece dicono di no, è chiaro che siamo in disaccordo su questo. Quindi la prima parte è stata gestita dal governo delle larghe intese presieduto da Monti e appoggiato in Parlamento a stragrande maggioranza PD, PDL insieme. Il seguito di questa fallimentare gestione è stato proseguito dal governo ancora una volta appoggiato di larga intesa, ancora una volta appoggiato dai vecchi partiti, dal PD, PDL che poi si chiama Forza Italia e poi prende altri nomi probabilmente. Quindi questa grande professionalità che hanno loro quando fanno campagna elettorale, che continuano a sostenere che gli altri sono incapaci, ignoranti e loro sanno gestire bene le cose perché hanno l'esperienza, se guardiamo il singolo fatto magari non è così. Quando giustamente si diceva prima che l'immagine italiana nel mondo non è assolutamente positiva, credo non sia casuale, è frutto della gestione di tanti anni di malgoverno. Gli altri stati non lo fanno questo e quando noi riusciamo a condannare qualcuno in casa, uno degli atti d'accusa per esempio della messa del stato d'accusa del Presidente della Repubblica
che nemmeno interloquite, dunque andate avanti. No, io interloquisco, però non quando lei parla... cioè, no, interloquire significa che quando io parlo posso parlare, poi io interrompo e parla lei, perché io lei per esempio non l'ho mai interrotta. Quindi, stavo dicendo che quando invece una volta tanto accade che una persona straniera viene condannata in Italia, il Presidente della Repubblica gli fa la grazia. Perché uno degli stati d'accusa, uno degli atti per cui abbiamo accusato il Presidente è proprio questo. No, vi spiego, è bello sentirvi, però se parlate in 2 o 3 a casa non vi sente nessuno, quindi prego gentilmente tutti di parlare una alla volta, prego, però via fuori la... Due cose, io eviterei per esempio che su tragedie di questo tipo, perché questa è una tragedia, perché 2 militari rischiano di morire e qualcuno è già morto lì, no? Perché anche quelli sono persone che sono morte. Forse bisognerebbe togliere dalla propaganda elettorale queste cose. Cioè. Marco? Sì, io vengo volentieri a queste trasmissioni, però credo che dovremmo evitare di farle diventare come certe trasmissioni calcistiche che vediamo, no? Dove ci sono i tifosi dell'Inter e i tifosi del Milan. Io non ho avuto difficoltà, e lo ribadisco, a dire che la questione non è stata gestita al meglio. Però detto questo, opportunamente prima qualcuno ha detto bisogna capire l'origine e partire dall'origine. Non credo sia stato né Monti né il ministro degli esteri dell'epoca a dire al comandante della nave passa dalle acque internazionali alle acque indiane. Quindi voglio dire, c'è stato un errore commesso da chi aveva il comando della nave e dopodiché sicuramente la cosa è stata gestita non al meglio. Voglio dire, però insomma, ecco, e dopodiché ricordiamo che abbiamo a che fare con un paese quale l'India che non è certo la culla del diritto. Però avete allora, ragione. Ragioniamo con un approccio, mi permetto di dire, laico, ma evitiamo di fare i tifosi del calcio su queste cose, perché altrimenti... I media e diciamo la stragrande maggioranza degli italiani sono convinti che la politica ha gestito malissimo questa situazione. Al di là dell'errore, io ho detto che non l'ha gestito al meglio, ho usato un termine un po' diverso, però diciamo, e dobbiamo ribadirlo, che partiamo non da una politica che ha gestito male, partiamo da un armatore o da un comandante della nave che ha commesso un errore grave. D'accordo Marco, poi la politica ha gestito male. Chi della politica ha gestito male questa situazione? Perché se uno fa nomi, cognomi e riesce a trovare, qualcuno avrà gestito male la situazione. Tutto parte dalla Farnesina, cioè voglio dire, quando c'è un problema di carattere internazionale, tutto parte dalla Farnesina. La Farnesina dovrebbe essere ministro degli esteri, l'intelligence, servizi segreti, tutto il sistema che si muove. Cioè, io dico, fossero stati 2 americani, ma stavano lì 48 ore, andavano con gli elicotteri a prendersi, li portavano a casa, qua è la garanzia, va il ministro, il sottosegretario, li portiamo a casa a Natale, poi rimangono qua, e se rimangono qua dopo voi non vi commissiono più i 24 elicotteri che dovevano fare, cioè è veramente, quello che però prima volevo un po' sottolineare a Pinton è il discorso dell'immagine dell'Italia che non c'è eccetera, ma sono anche quelle scene che abbiamo visto in Parlamento come oggi che screditano l'immagine, che abbassano l'autorevolezza di uno Stato nei confronti dell'Europa e del mondo, perché noi pensiamo che nessuno, è una cosa succede in Italia, no, guardate che le televisioni, BBC eccetera, queste immagini di oggi come tante immagini che abbiamo visto in altri parlamenti, di altri stati che si azzuffano, si battono, abbiamo visto in Ucraina, abbiamo visto in altre parti, girano il mondo e ridono. Cioè, io non ho mai visto nel Parlamento americano che ci siano cose di questo genere, mai viste? In America che sono 2 partiti, non è 70.000, voglio dire. Cioè, tutto parte, la colpa è un po' di tutti, ma è anche un po' di tutti noi cittadini che rappresentiamo questa schifosa politica, perché invece di fare queste scenate così propagandistiche, tanto chi è che li vede quelle scritte là? Siete dentro un'aula, dovevate farle vedere da fuori, andate fuori a fare quelle robe con le striscioni, serve fare queste cose all'interno dove si deve decidere chi è che le vede per fargli vedere la Boldrini, non serve niente, dovevate uscire con le striscioni fuori per le vie, fare tutto quello che dovevate, ma non in questa. È qui che si perde l'autorevolezza di uno Stato, è qui che si perde l'autorevolezza dell'onorevole che una volta era onorevole, perché proprio il nome, l'onore qua di onorevole, vedere che uno della sala prende a strattone e butta fuori un onorevole,
c'è una cosa Sono sempre veramente... successe però questi episodi. Ma è questo e poi fa schifo in Volevo Italia, solamente fare una capisci? battuta che siamo basta, in qua pubblicità, si no? battono e non passa bene, andate fuori di te, tutte queste Poi, robe qua. poi Sì, pubblicità. veramente una battuta, poi pubblicità. Il Movimento 5 Stelle è in Parlamento da neanche un anno. Io credo che l'immagine dell'Italia sia leggermente offuscata all'estero per altri motivi. Lei rappresenta Forza Italia, quindi immagino che cosa Ma posso guardi, ho già posso capito dire. dove vuole arrivare. Boh, a posto. Abbiamo visto uno col casco che suonava il campanello per quelle robe lì, cioè vuol dire che è il presidente della Francia. Su quelle robe lì, se voi chiedete di te, non ne frega niente a nessuno. È stata tutta una macchinazione, è stata fatta ad hoc per tirare via una parte che per lo più, guardi, chi ha voluto smacchiare il giaguaro è in ospedale, poverino, che sta male. Però Forse... diciamo che i comportamenti, ecco, come dire, oggi sono Occhetto tutti che quanti voleva, censurabili. Occhetto che voleva fare la macchina non è da che si guerra e non ce l'ha fatta e non ce la farà neanche il Movimento 5 Ma con Stelle la perché battuta- gli italiani, la maggioranza, non la pensa con questo modo di far politica. Ma con la battuta si deve per fare, se pubblicità. no questo è il limite della rivoluzione. Vedere che la Presidente della Camera si chiude sulla porta blindata con l'invasione della sala del Presidente della Camera, ragazzi, è il colpo di Stato, perché quando ci sono dei colpi di Stato negli Stati invadono il Parlamento e le televisioni con i fucili, Marco, la è un colpo di battutina- Stato. Allora se volete fare questo, ditelo Sì. che volete fare il colpo di Stato, ma non si fa così, non si fa così. Rufì si ricordi, io la penso in modo diverso, Rufì si insomma. ricordi che la nascita del Movimento 5 Stelle è colpa di... Io che Sì, non amo... ma bisogna io che parlare. Non è queste- colpa, è merito. 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 Come vuole definire la prossima cosa? O merito o colpa? Certo, ma Io come- che non amo queste scene, dico che non ho amato nemmeno la scena quando abbiamo visto il cappio esibito Lega. Ai qualche tempi anno del fa, 91, sì. oppure le bottiglie stappate o le mortadelle tagliate, Tagliate. ecco, perché ecco, era un giustamente po' che- Va bene, qualcuno andiamo in dice, pubblicità. o meglio Pinton dice, io mi prendo le colpe di quest'ultimo anno, però nemmeno gli esempi precedenti sono stati proprio... Io sono orgogliosissimo di quella Beh, scena. ma io Assolutamente nessuna colpa, sinceramente, perché bisogna sapere il motivo per cui è nata. io sinceramente no, credo che L'abbiamo quando si è spiegata, all'interno di però, un'istituzione Pinto, l'abbiamo spiegata in maniera molto chiara. anche gli Vado in atteggiamenti sono un pubblicità, esempio. poi al E quindi- rientro si fa parleremo una del tema, rivoluzione, fate una del rivoluzione tema, vera. Pacifica, la del facciamo, tema sì. che c'è Aladino Ma questo non mi Lodin sembra stato e pacifica, questa qua. Questo siamo Giorgio al limite, Santarello, è stato pestato, parleremo è stato del uno dei lavoro nostri. a tra poco, rimanete con noi. in mezzo a quel